si punta molto alle cosiddette didattiche attive, che mettono al centro l'allievo come protagonista del proprio apprendimento. Noi siamo abituati ad una scuola che vede il ragazzino, a secondo l'età, comunque noi siamo alla scuola di base, il ragazzino impegnato ad ascoltare la classica lezione, a studiare e poi ripetere, e tutti quanti siamo cresciuti secondo questo modello. Infatti molte famiglie ancora credono che questo sia il modello diciamo vincente. In realtà i nostri ragazzi stanno cambiando, i nostri figli stanno cambiando, li vediamo molto più dinamici, più attivi, più curiosi, e quindi la scuola come interviene se non vuole restare obsoleta rispetto a queste nuove istanze, a queste nuove richieste? Interviene con una didattica alternativa, una didattica che mette l'allievo al centro del proprio apprendimento, lo porta ad essere un ricercatore, un osservatore. Quindi l'ambiente di apprendimento, l'aula tradizionale si deve trasformare, ma come si trasforma? Da una parte cambiando gli arredi, la disposizione, facendo in modo che i ragazzini possano anche lavorare a gruppi, per esempio, ma un ruolo fondamentale lo assume il docente. Il docente che non è più il classico docente cultore della materia che deve trasmettere delle nozioni, ma diventa un animatore, un mediatore, colui che si occupa delle relazioni, che permette a questi bambini, a questi ragazzi, di scoprire, di muoversi nello spazio scolastico, aderendo però cioè, a quella che è poi la realtà, nel senso che ciò che si fa a scuola diventa patrimonio spendibile per la realtà che vivono i ragazzi tutti i giorni. In questa fase siamo impegnati a far sì che i nostri allievi, per esempio, imparano l'inglese sin dalla scuola dell'infanzia. Da diversi anni abbiamo avviato questa sperimentazione per cui i bambini già in tenera età vengono a contatto con la lingua inglese e imparano fino ad arrivare alla scuola media con le certificazioni di linguistiche che permettono loro poi di avere già un bagaglio importante per quella che è la loro crescita umana, culturale e di cittadino. Poi siamo impegnati nelle scienze e nelle attività scientifico-tecnologiche, ad esempio lavoriamo già da diversi anni sull'educazione al coding e alla robotica educativa. I ragazzini sin da piccoli, infatti abbiamo diversi robottini, per cui i bambini imparano a programmarli, a dare delle indicazioni rispetto ai percorsi da attivare, insomma tutta una serie di azioni che vanno nella crescita, nel far sì che i bambini crescano sul piano appunto delle acquisizioni scientifico-tecnologiche. Naturalmente senza trascurare tutte le altre materie, non a caso i nostri bambini hanno a livello nazionale come Provinvalsi e hanno una tendenza, un trend che è simile a quello del nord Italia, perché purtroppo storicamente vediamo che sempre al sud siamo un po' indietro rispetto a questi apprendimenti.